a sistemare il tirante di una pergola. Sistemarlo. Poi piano. Che tieni da che la terra qui siete sotto? Ma che la vite la tiri giù da lì? Va bene un'altra ancora. Perché fai una gobba così. Voilà! Ciao ragazzi, oggi vi porto con me a sistemare il tirante di un filare, anzi di una pergola. Cos'è successo? In pratica ieri il padre, mentre stava legando le viti con le stroppe, in pratica si è accorto che un tirante di una pergola, di quel vignetto lì, si è alzato, ok? E quindi non tiene più il peso della pergola. Va bene, dai, allora adesso andiamo a sistemare il tirante. Chiave del 10 per tirare i morsetti. E questo? Con che andiamo su? Io ho una baita anche. Da scavare. Eccola qua, dai. C'è. Viene su col centauro. Cos'è? È per fare il buso dopo. È il faro con la punta. Stiamo andando a prendere il Centauro 70 con la pala attaccata per tirare su il tirante vecchio e poter mettere giù quello nuovo. Lo facciamo a mano questa volta senza l'aiuto della trivella perché è solamente uno, quindi facciamo più veloce così, senza dover attaccare, staccare eccetera. Anche la linea del becco qua. Sì, ho capito. Ah, ok. Vedete questo che viene su è un po' rotto. Ecco, adesso l'abbiamo attaccato lì e questo lo attacchiamo qua. Adesso dovrebbe venire su, che vedete era già mollo e allora dobbiamo sistemarlo. Poi piano, che non rompi il ferro. Eccolo lì. Quello lì è il tirante che tiene il peso di tutta la pergola. Quale? Sono pesini, ti lascia io le ti portare a casa. Siamo nelle lappe. Orca. Il discorso adesso è toglierlo da lì. No, vediamo. Anche perché dopo è un altro dopo. Ah, il peso di cemento sotto, come quelli là. Sì. O sassi, lo vogliamo mettere. No, è cemento. Ascolta, dai, faccio io il buco, te va a prendere l'altra. Fa caldo oggi, primo giorno che fa così caldo. Togliamoci cappello, felpa. Boh, proseguiamo. No, farlo macchia largo, ma se no sei in manco, Dai, bisogna tenere giù con la punta.
Non hai caldo con la tuta. Ascolta, vuoi che vado a prendere l'app intanto? Sì, dai, va. Inutile che stiamo qua in due. Sì, solo quello. Ah, vabbè. Va bene dai ragazzi, allora sto andando a prendere intanto l'ape con il trancino dentro, perché ci serve appunto per poi sistemare bene il tirante. Dov'erano? Sì, sì. Padre aveva lasciato gli occhiali sul trattore. Guarda il frumento com'è cresciuto. Ok, c'è ancora la GoPro. Bene, eccoci qua, siamo tornati. Vediamo il padre. L'ha fatto bello profondo. Aveva ragione. Quando non ci arrivi più col braccio. Ci arrivo ancora però io. Già. Più o meno profondo un braccio. Niente, adesso dovremo mettere giù il tirante nuovo e poi tirare bene questi pali di cemento qua. Allora, va bene. Quanto profondo vuoi farlo? In fondo l'è meglio l'è. Ma che trovi l'acqua? No, voglio aspettare il petrolio. No. Ah, il petrolio ormai. Non va più niente. Ah, che ci sto io dentro lì, vediamo. Bene. Però c'è più fresco sotto, eh. Scaviamo un pochettino. Ah sì. Non tiri su niente a mano. Quello lì è quello nuovo. Ah, che non riesci più a tirarla su dopo. A dover rimetterlo su, sento quanto che vuoi. Adesso magari andando 5 minuti dopo te che vuoi. Che te che da mollare tutti i ferri, te che da tirare la testiera. L'ideale è avere che scavadore va su. Beh, è quello che abbiamo fatto nel vigneto nuovo là. Buon dai adesso. Prova a metterlo giù. Cos'è che è più piano quello lì rispetto a quell'altro? Ecco, non è abbastanza largo. Devi slargarlo Che di è più. anche più largo. Vedo che lì, il cerchio lì. Ma possibile. Non è tanto più largo, ma che la differenza lì, la tirare sulla terra, il da fare dopo. Cosa fai adesso di così? Proviamo a buttarlo su. Se non spacchi il coso, cemento se gli Tieni dai. tirato in su però perché se seccava viene ferro sotto. Lì, così. Tenilo teso su un po'. Lì. No, no, su. Appoggiato appena. È appoggiato. Che è sotto un ferro e traverso. Perché se spacchi il cemento sei a posto dopo. Tenilo lì. No. No. Boh, sotterriamo? Questo qua butto sotto? Sotto i sassi, tutti subito. Dai. Che tieni che la terra qui sotto? Mira quella di sopra.
Quanto un aereo militare. Che peso. Oh, sistemato. Che caldo. Vai subito con la ruota da sopra. Sì, meglio. Se no ci vai con la pala. Insomma. C'è un piccolo posto dove schiaccia. Lo tiri. Anche non si spacca il palo se lo tiri troppo. Anche dopo cendi un po'. Com'è? Perché tirare? Perché adesso è giusto confidare più o meno, ma dopo lui scende indietro. Allora? Allora dobbiamo tirarlo più avanti. Ah, che non si spacca. Ehi. Dopo basta che non ceda più. Va bene. No, adesso gli devi collegare la corda. Perché qui? È un po' massa sotto qui. Perché più in là è, più fa forza. Però l'era lì a rifare il buso dove lei stava dopo. Lì se non hai ben perché era il buso invece perché l'altro era. Beh sì. Se no. Ma perché prima c'era il ferro e non la corda? Perché una volta si usava il fil del ferro. Quanti anni aveva? Questo? Ah. Questo qua, quando è stato quando mi ricordo io che tiravamo giù l'uva, no, che era subito fatto affilare, e allora vedete in quella fila là, quella più corta, c'è una fila più corta la prima, L'ultima in fondo, lì c'era il filare, tutti i filari questi, 7, bianca, e allora io non volevo vendemmiare e mio papà mi ha dato una scarpata nel culo. Io mi sono arrabbiato, sono andato avanti 20 metri e ho incominciato a tirare giù da solo. Se vuol dire che avrò fatto. Insomma, quanti anni ha? Mica no, 55, quindi quell'operazione lì le sto dando un mossetto. Avrà un 50 anni circa. Infilo su dal capo qua. Così come la, se no mi tocca mollare le vite, rinvidarle. No, la mia 4 anni, però Garovu 8-9 anni che la volta lì. Ecco, quindi il ha 45 anni che le vigne, sicuri. Visto stessa roba sotto? Sì, prima infilalo su. Com'è che lo fai passare? Un giro solo? Sì, sì. Ah, si spacca anche la cosa, sì. Piuttosto di... Ma è meglio che non sia massa forte, se no si spacca tutto, si vede che c'è per dentro. Non per forza. Tinte tesoli. Dopo quelli che mi affili ferri ai capi lì della cordina.
Allora è un'altra vita qui. Del 10. Della fiera. Ma che la vite la tiri giù da lì? Ah, da cosa? Dal cambio. E dopo come fa ad andare senza vite? Dopo devi ricordarti di rimettergliela. Si è spannata una vite, allora il padre ha pensato bene di tirarla giù dall'ape. Non so. Dopo ti devi ricordare però. Non vede se è il filetto stesso. Sì, dai. Allora vediamo se tiene. Dai. Avanti, alza la pala. Avanti. Alza adesso, su. Via, dietro. Non vede sta autunno? Ah, non si riempie di peso. Boh, posto, finito alla fine. Qua adesso vado a tirare i ferri qua. Fallo passare il ferro. Piano. Lì. Un altro giro. Falli vicini però. Un altro giro. Fagane un altro ancora. Adesso fai incorporato la gomma. Sempre se taglia. Quindi li abbiamo legate tra parte e parte e poi ci sono questi qui che sono chiamati Sono tiranti questi qua, remenati. remenati, vabbè. Questi qui che noi chiamiamo remenati, ok? Che diciamo tengono il fil di ferro bello teso. Quelli che abbiamo usato anche per i pomodori. Un po' molito perché guarda il po' da farsi. È remenato. Perché fai una gobba così, fai così, vedi, vedi, un altro tirantino. Là, senti che bello teso. L'importante è che sia bello teso, che allora d'estate non viene. Fai provare a me. Lo devi mettere sotto qui. Vedi? No, sul ferro, se no. Come? Tienilo alto. Però quell'altro va su un attimo perché cosa. Questi bisogna che sia vicini, perché se no andando più in là vai, più dopo salta fuori dal remenato. Ma tienilo sempre bello parallelo al ferro, prendilo così, mano qua, là. Va bene dai ragazzi, allora abbiamo finito il lavoro e spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.